L'INPS ha saltato molti, secondo noi per le valutazioni che facciamo almeno uno ogni 4, uno ogni 3 non ha avuto, che aveva diritto alla 14ª non ce l'ha avuta. Anche quest'anno dunque moltissimi pensionati, quasi il 25% degli aventi diritto secondo la CGIL, si sono ritrovati senza 14ª e la responsabilità è sempre dell'INPS. È assolutamente negativo il fatto che l'INPS non dia nessuna informazione su questo casino che ha combinato solo ed esclusivamente l'INPS. E non si presta attenzione a questo che è una situazione particolare, perché stiamo parlando delle pensioni più basse, dei redditi inferiori a circa 1.000 euro al mese, dai 750 ai 1.000 euro al mese, persone spesso molto anziane che hanno difficoltà a muoversi da casa a fare una telefonata, che dovrebbero essere seguite in modo diverso dall'INPS, e l'INPS invece si lava le mani e lascia questa gente allo sbaraglio e non riesce ad avere risposte e informazioni certe. Chi ne ha diritto dunque come deve comportarsi? Se non l'hanno ricevuta a luglio, devono per forza a questo punto, visto che l'INPS ha chiuso ogni possibilità di intervento da parte sua, rivolgersi alle sedi dei sindacati dei pensionati e alle sedi del patronato per fare la domanda di ricostituzione della pensione per poter avere quei 400, 500, 600 euro di 14ª che su pensioni basse di 400-500 euro al mese sono tutta oro che cola. Diverso invece per chi ha iniziato a percepire la pensione nel 2018. Avrà la sua quota di 14ª se ne ha diritto con la pensione di dicembre, quindi per il momento non deve fare niente perché e prenderà la quota in 12esimi per i mesi in cui è andato in pensione, ma li prenderà a dicembre. Se a dicembre non la prende, perché spesso succede anche questo, dovrà rivolgersi al sindacato o a un patronato per fare la domanda di ricostituzione per avere quella 14ª se è nelle condizioni di averla.